Buonasera, voglio, questa sera ho spaccato il minuto, ho spaccato il secondo, perché 21:30 qua veramente c'è una certa precisione. Stasera lo so che sta facendo Titanic e sta facendo pure le Iene, penso che sia cominciato. Infatti, per esempio, oggi c'è adesso mi sto prendendo pure Titanic, vi dico proprio la verità. Vabbè, posso prendere nel senso che, perché sa che parecchio, secondo me, sono stanno prendendo pure loro, capace pure che sono soli stasera che avvicino, e quindi ho deciso di accendere la TV e abbassare tutto il volume per bere pure, no, casomai ci vorremmo insieme, ma così, casomai, no, siamo in telepatia, no, più o meno. Niente, perché poi Titanic è bello, diciamoci la verità, nonostante penso che anche voi ve lo siete visti. Ho spaccato il minuto, ho spaccato il secondo, perché 21:30 qua veramente c'è una certa precisione. Purtroppo c'è sta sempre questa questione della mia voce che si sente, purtroppo non è irrisolvibile questa questione. E no, sto dicendo, perché Titanic, onestamente, anche se uno come me, penso che voi ve lo siate visto 100.000 volte, è sempre un film abbastanza spiacevole, no? Perché poi, che cazzo, è bello, fa pure, no, Chiagni no, ma mai fatti Chiagni a me Titanic, se sono proprio sincero, non mi ha mai fatti Chiagni. Vabbè, comunque questa è una cosa, mi può magari lui starci Chiagni, no, da me no. Vabbè, comunque detto questo, voglio passare a fare i saluti perché oggi li farò praticamente un messaggio scritto perché mia moglie è tornata un poco tardi, io mi non ho avuto tempo per scrivere, quindi li vado a leggere come si chiama, da Facebook, quindi passarmi i saluti velocemente, sempre se trovo, perché poi sempre non è ecco qua. Allora, parto da sopra, chi ci sta? Facitemi vedere un poco. Valentina Catanzaro la saluto, che me l'ha scritta, ecco. Poi c'è sta Lorenzo Calò, grandissima casa caduta anche lui, Domenico Iaderosa, Checco Coto, se non lo saluto non ha più niente dall'MD, quindi io lo devo salutare, Checco Coto, ciao, e poi ci sta più, caga mio cazzo, eccolo qua che subito ha chiamato in questo momento e io subito ho ignorato, e oramai che come si chiama? Caga mio cazzo si chiama sempre nei primi minuti della live, subito si diciamo, prima all'inizio chiamava a metà, ora chiama subito all'inizio, ormai ci siamo abituati a questo suo intervento subito nelle presentazioni. Poi ci sta più Marianna Iodice, saluto Marianna Iodice, poi chi è? Giosuè Salvatore Caivanese che dice stasera perderai tante telespettatrici perché c'è sta Leonardo Di Caprio al canale a Italia 1, canale 5 che le lo so. Poi c'è sta Pasquale Martuscello, saluto Danilo Tammaro, saluto perché fra poco fa Titanic anche lui, ha detto così. Poi c'è sta Vittorio Granata, Gaetano Piacente, Michele Centanni, Giovanni Omega che dice che non devo bere troppa casa d'ocolo altrimenti mi scappa il ruttino, no, non qua ne tengo proprio a casa quindi non c'è pericolo. Ciro Oliviero, e vabbè, poi ci sta più, aspetta, va a capire Gino Santi, Ivan Doma che dice salutami a me, a Milena, e a me a Milena, quindi saluto a lui a Milena, e poi Anthony Lingria, Kite no, stasera non posso seguire, che saluto stesso, Anthony Lingria, t'ha già salutato, vabbè. Andiamo sulla pagina di Facebook, qua adesso scusi, di YouTube, ma vedete sotto salando stasera, non so perché. Comunque andiamo a vedere chi ci sta in linea. Ah, Alex Sabiese, voi caro, buonasera, tutto bene, tutto bene, tutto a posto, Alex. A parte alcuni problemi fisici ed ho saltato l'allenamento a 7 giorni dal campionato, adesso tutto bene, voglio bene Fabrizio, grande Alex di Castellammare, grande tifoso della Juve Stabia, mi dispiace che ti fatto male, ti auguro veramente una pronta guarigione, come dice i Cafune, no? Perché, non che io non sia un Cafune, però se è una cosa che dicono sempre da chi canale, sempre quelle cose delle bolla. Vabbè, comunque chi ci sta collegato andiamo a vedere. All'Icmo Bassone, grandissimo, buonasera Cerro, e un saluto anche la grande Loffa sporca per da Parnacchie, la mamma YouTube, che come sempre, diciamo, la da voto l'ha fatta nera, la mamma YouTube, pure perché è saltata la live, poi alla fine non sono riuscito manco a salutare alla fine, diciamo, di solito io chiudo salutando, no? Dicendo voglio rimane la prossima volta, saluto a tutti quelli che sono che si vedono la diretta in differita, non c'è la certa salutare perché caretta la linea. E effettivamente nella scorsa live sono due le puntate perché a proposito non chiusi la diretta, in pratica se andate a vedere sul canale la diretta dura 5 ore perché io mi ero accorto di 2 notte che non avevo chiuso la diretta
ma meno male che non si vedeva niente in web che è venuto cesso e quindi sarebbe stato veramente una diretta vera, no? Poi magari non stai facendo dei puppetti vicino, non lo so, comunque meno male che la camera non stava riprendendo a quello che io ho fatto dopo, perché mi ero scordato di stacca appunto la diretta, che la mamma YouTube mi stava venendo, vuole rovinarmi, mi vuole buttare in mezzo alla strada. Vabbè, comunque chi ci sta collegati, ma per ancora Alessio Enigma Grande, Cerone ciao, tu segui la parola di Roberto Gallino e non segui la parola di Tonino 1, ti farsi la barba e chi è più bello is no, ma grandissimo Tonino, io ultimamente proprio mi stai guardando dei video di Tonin, no, a barba ma la faccio perché sinceramente già mi ho fatto un vizzetto, ma sto facendo crescere perché non mi piace, senza barba non mi riesco a vedere più, perché la verità prima non la portavo corta, ma mo, cioè corta, poi sì, la portavo sempre perché mi rompo cazzo in barba, però mo sa ci l'abitudine di portare la barba, perché non riesco a farmela definitivamente, ma pure perché ora mi sono abituato, no? Mi ci vedo. Vabbè, comunque, Antonio Lalella dice fare il infatti Titanic che stronzato, ma poi Titanic che cazzo, dice, anche all'inizio è bello, su fatto che poco acciuttato su Aglione, perché ovviamente cioè, va a vincere due biglietti con Titanic e paffa un Titanic, cioè siamo proprio cioè chi se ne veramente più ciorte me più o meno su queste cose. E quindi questa è un po' la però all'inizio è che cazzo si sta così a colì, si fa la pelle, cosa, che è buono pure, tra l'altro l'attrice, e però ti fanno un po' grandi ancora nel momento in cui dopo ha cominciato a seguire l'acqua, quindi anche la nave, allora sai, uno sta perché mi fa immaginare a me proprio che la gelidità di quest'acqua, no? Cioè io mi fosse cagato, fosse morto ramo, cioè come io tuzzavo vicino all'iceberg, già fosse, ma fosse ascismo, fosse suicidato, non so cosa, perché non avrei sopportato, perché una delle morti più brutte, secondo me, poi non lo so perché insomma è morta, deve essere quella appunto di affogare, guarda, secondo me morti bruciati e affogati, secondo me sono delle morti più brutte che ci possono stare. Affogate, quando dico che bruciate, pure sì, io dico pure sarà brutto, però affogate, mamma mia, l'ansia in cui già i bot quando me la vedi o mi bevo un bicchiere d'acqua, pare che sto affogando, figuriamoci a affogare proprio, no? Dico, vabbè, questa è una cosa mia. Vabbè, Alex Sabisa la Gillette, vuoi Cerro chi è? Aigliver, Cerro grande, ti saluto pure a te Aigliver, che adesso non mi... Vittorio Tarallo, sul numero 1 Cerro, Sina Casa Caruta, eccolo qua. Antonella Lella, 5 ore di diretta, la Casa Caruta, sì, queste 5 ore all'improvviso. Gina Lungo, buonasera, ce lo sto vedendo alle Iene il primo trapianto di testa, penso che giungo a parlare letto il primo trapianto di fessa, veramente, non so, avevo letto male, un trapianto di testa, e questo ha fatto pensare a quella foto del raduno che ci hai messo a tutti la testa di Carlino puro cane, no, non la mi sia capi Carlino perché non saprei fare questi Photoshop vicino al computer, non l'ha già fatti, l'ha fatto non so chi, perché poi mi mandano le fotografie, ma io non riesco poi a ricordarmi chi. Comunque trapianto di capo, addirittura trapianto di testa, questa è una cosa assurda, non so se sia vero o meno, trapianti di capo. Io ho visto, ho letto di trapianti assurdi, tipo anche trapianto di pene, ve lo giuro, ma voi starete ridendo dall'altro lato, però veramente trapianti di pesci, io l'ho visto, trapianti di vabbè, fegato, core, mano, piedi, forse, però trapianti di capo stanno proprio a livelli, no, questo non lo sapevo, perché... Comunque Salvatore Romano, grande casa sgarruppato, un grande mio ritorno, mamma mia, è vero, Salvatore Romano erano da anni che non, da anni no, ma da mesi che non si vedeva una diretta, quindi mi fa piacere che Palazzo Francico, lui, grande Salvatore Romano, stai facendo proprio routine. Pacos, ciao Cedro, sono la tua casa caduta preferita, penso, nonché Pasquale Mattuscello, questo è il mio canale dove ho fatto uscire il video su di te, buonasera, sì, Pasquale Mattuscello è vero, ha fatto un bello video su di me, sì, perché stava facendo tipo chi lo gioca a Akinator, no? Che lo gioca, che non so se conoscete, che sta questo genio della lampada, diciamo che da indovinare, tu ci fai domande, o ti fai domande, ma ricordo, e tu comunque alla fine indovina di chi stai parlando, e sta alla fine indovina, non lo so, indovina che sta parlando di me, non so. Vabbè. Vincenzo De Lucia, buonasera, ogni lunedì te vedo sempre più bella e che barba sistemata. Un saluto anche alla grande famiglia caduta nella live. Grazie tanto per aver salutato tutti, perché mi fa sempre piacere quando qualcuno di voi saluta tutto quanto, perché guarda chi come guarda, me lo dico spesso perché o sarà perché sono scostumato, non lo so, che a volte mi dimentico, no, di salutare, quindi fa piacere che invece tu sei
sei molto ligio a questa cosa e saluti. Sì, a Barb, ma sì, ogni tanto che si stimava, perché poi mia moglie per un cazzo si stima da Barb, se fosse per me io, fossero, cioè chi là che stanno in coppie in montagna che tagliano la legna con quelle barbe, perché poi mi per frutto proprio, però essendo che sono sposato, mia moglie dice fatti la barba. Allora, Giuseppe Caivanese, man si prende Titanic con Giuseppe Caivanese, cioè ce lo sono tornato pure io, eccolo qua, sono quello che ti fece vedere la partita del Napoli su Premium Play. Ah sì, ma io mi ricordo di te. Infatti il nome non è proprio un nome tipo Gennaro Esposito, Giosuè Caivanese non è proprio, cioè quindi un po' mi ricordavo di te, anzi ti ringrazio per quella volta che mi facessi vedere la partita su Premium Sky, che è stato un atto di grande scroccaggine da parte mia, però tu me l'hai proposto e io non ti ho detto da GT no, perché poi è sempre una cosa gratuita e tu lo sai che io sono un grande fruitore del gratuito. Gianfri Picardi, dice lo grande, stai guardando Titanic? Sì, sto guardando mo un elicottero, stanno combinando, cioè, ma sto guardando così a muto, nel senso che non ho aggiunto la voce, non capivo un cazzo mentre faccio la ma giusto per stare con che sta cercando su Santa Verena, lo mi sentì solo pure io e quindi oggi c'è Titanic per una compagnia diciamo visiva. Valle Catanzaro per me ci potrebbe essere qualsiasi cosa in TV, per me lunedì è Casato Cola e il live di Cerone, tranne se fa qualche film di Siani. Cerone, mi ha scusato, no, lo so che tu sei una grande fan di Alessandro Siani, ma ci mancherebbe, già è un onore per me che tu lunedì devi da live e non ti vedi i film in TV, anche se a già essere sincero io veramente stasera tra Titanic e le Iene sono stato anche io tentato di rimandare la live a domani, però a Giacomo da sono sincera, la città buono la voglio fare perché la volevo fare, ne proprio gente la fa e mi scocciavo di mandarla, però la prossima volta non lo so, se Olundri continua a fare le Iene e continuano a farsi film a così, penso che spostiamo Martria live, penso che siamo contenti un po' tutti quanti, perché tanto stesso non cambia niente, facciamo Martria, facciamo cioè, se sta con cose belle in da televisione fa piacere sapere qualcosa belle. Lorenzo Calò volesse avere un microchip che a voce Tonino 1 a redo specchio lo bagno, tu passa innanzi a chi lo specchio improvvisamente senti lo specchio dice l'ho fatta a babbo che fai schifo, ma tu questa è una bellissima idea, se ce lo dice capace che il veramente lo fa, anche perché ci stanno mi sa il maglietto, quindi ci sono, diciamo, c'hanno la mente per il merchandising e quindi potrebbe essere un'idea pure simpatica tra l'altro. Oppure un pupazziello, perché non un pupazziello che tu prima dici fatta a babbo che fai schifo, che c'è un pupazziello fatto a tonino, no? Un mini tonino. Alessio Enigma, che ti sei mangiato? Ti sei scassato con magnà, come hai fatto sempre, perché lo dici nelle live precedenti? No, c'è una genuina, hanno fatto usare scritto qua a Facebook, sta ma perché praticamente sono venuto sotto una tarda a casa e si è venuto a fare un servizio a Piazza Garibaldi. Quando andiamo a Piazza Garibaldi, soprattutto io e Vicenza, che è la grande casa Caruta di Vicenza, che ormai lo conoscete come fai ripresa a me, ecco, quando andiamo a Piazza Garibaldi tutte le volte, e purtroppo saranno gli odori di quella piazza e tutto il resto, la fanno i kebab, no? Allora noi puntualmente ci guardiamo, che mi fa, che non fa, ci fermiamo con la macchina nonostante sia una cosa difficilissima perché posare la macchina a Piazza Garibaldi è una cosa, cioè proprio non so come facciamo noi a tuo posto ogni dopo che giriamo 3 euro là attorno alla piazza, troviamo il posto e ci mangiamo un kebab, quindi mangiamo un kebab. Non è vero che ho mangiato la cheat sta assunto da coppa a Facebook ma per fare la rima più che comunque mangio kebab, sì, questo mi sono mangiato la roba mangiata a volte, non è che mi faccio cerimonie, ecco. Pacos dice c'ero io sabato prossimo vengo a Napoli e ti vengo a rompere l'MD sotto casa visto che a Lecce fuori scuola mia se ne è caduto o tetti l'MD, addirittura questo non lo sapevo, strano, penso che stai dicendo assunzato perché io sono molto informato sulle cose dell'MD, quindi se è caduto o tetti l'MD non dico io, però qualcuno me l'avrebbe segnalato oramai, no? Essendo presidente immaginario dell'MD mi viene segnalato ogni cosa che succede. Vincenzo De Lucia, niente di persone contro di la live, ma sì, la libra si è tutta un'altra cosa. Ma per carità, Vincenzo De Lucia, io, anzi, poi mi fatto il mio Eugenio Cagna canale, per pure a me, però ci mi telecomando sta un po' spostato lì e qui dovrei fare uno sforzo e che non mi va, però per carità, stai parlando veramente di Ilaria Blasi che non fu nulla. Proleva dice mi tale iene e ti dirà che la porca ha fatto il segno del porco qua di là voglio è meglio che stata tant'anni mi avrei chiesto ma non voglio girare perché vabbè Nicola Longobardo ma a proposito di Titanic ma solo a me la canzone metta apocondria no vabbè ma a tutti penso che questa canzone metta veramente una apocondria però
però è bella, se a me si dice ma uno fa, ma fa sempre bucchinare, perché è logico, noi uomini ma fa sempre bucchinare, però parliamoci chiaramente, è una musica commovente, dici, ma no, a me piangere no, perché a me pochi film fanno piangere, sinceramente. Ci stanno i film che mi fanno piangere, anche, non mi ricordo quali, però stanno certi film che nonostante io me li sia visti un sacco di volte, mi fanno sempre piangere, quindi, però questo non è questo il caso. Titanic a me non mi ha fatto mai piangere, perché e poi mi ricordo, su Titanic, mi ricordo sempre una storia, andavo a Pozzolice, sono passati 100 anni. Comunque mi ricordo, ero piccolo, cioè, tenevo tipo 13, 14, quando c'è Titanic, ed ero fidanzato con una ragazza, si chiamava Tonia, stavo aiutando oramai, stavo anche più con Facebook, e stiamo parlando di, mamma mia, 17 anni fa, 18 anni fa. Ero fidanzato con questa ragazza e praticamente c'è una Titanic, no? Solo che io poi mi tenevo pure una nata, no? Tra l'altro, si pure una nata, comunque mette a breve da settimana che si c'è a me, a breve io mi rubevo quasi che giustamente già l'aveva visto stava ragionando, no? Però essendo che poi lui non sapeva che fosse quello, poi c'è a breve ce la breve. Comunque mette a breve da Titanic per la seconda volta consecutiva Titanic e giù sapeva che il, sai, questi qua belle piaceva, giù sapeva come mette a breve Titanic questi due guaglioni che stavo. Antonella Lella, o panino napolitano caldo, non domani più, no? Sai, una cosa che la storia che ogni tanto mi ricordate di quel panino napoletano caliente, diciamo, chiamiamolo così, perché era un panino napoletano di fuoco che io mi mangiai. L'ha già pubblicato di lui perché vedo che ogni tanto me lo ricordo. Giovi Gio, cioè ti voglio bene, saluta un abbraccio e forza MD. Ma pure ti voglio bene, Giovi Gio e forza MD sempre. Vale Catanzaro, l'MD di Crotone una volta misero un ordigno finto, addirittura, ovvero, penso, un avviso per fortuna era finto. Eh sì, perché sai che io, mo, a parte che stavo leggendo un libro in coppa all'MD, ci si scema, ma cosa c'è che tengo un libro in coppa all'MD e non me l'ho mai letto, no? Che ovviamente c'ho da leggere, però poi praticamente sono finiti i libri che stavo leggendo. Allora ci stavo mo leggo su l'MD, tanto vuoi o non vuoi, ogni tanto parliamo dell'MD, quindi posso sciorinare qualche mia conoscenza. Così. E infatti questa è l'occasione giusta perché leggevo nel libro dell'MD, praticamente all'inizio quando era aperto l'MD nelle zone di Napoli, no? Nella Campania, ovviamente la Camorra, sai, voleva fare, voleva chiedere un pizzo, no? Voleva chiedere la Camorra. E sta cercando l'MD ha fatto una specie di lotta con l'anti-racket, comunque alla fine diceva l'MD non c'era niente, questo è quello che dice il libro, comunque Lorenzo Calò, di solito quando un calciatore appena acquistato arriva al Napoli, i tifosi dell'Eo della Laurentiis gli dicono onora la divisa azzurra e allora mi immagino un cassiere al primo giorno di lavoro all'MD, il presidente Podini, che ora si chiama questo presidente Podini, lo accoglie dicendo onora il camice giallo-blu, quello indossato da Cerone e Pizza. Questo è vero, questo veramente lo hai anche indossato quando ho fatto il gol in da parodia Emiliano Bagnoli che ci ha fatto la punizione, ho baciato la maglia da buon come fanno i calciatori, no? Sì è vero, un presente sta fa così all'Icmo Bastone, attenzione, eccolo qua, all'Icmo Bastone. Allora, eccolo qua, ha fatto subito la sceneggiatura su Titanic, però sempre modificata, ma ve la leggo. Il titolo è Carlitanic, attenzione. Capitan Carlinet e la sua nave, la Carlitan, solca i mari emmediani alla ricerca della cascetta perduta di Casato. Mentre si metteva a dieta, mentre si metteva dietro in Donazio, scusate, Tuzzo canava vicino all'iceberg, Conad, ma non affonda la fanbocca, questo è il finale giustamente a favore di Carlino che vabbè, comunque è un grande Alicco Basso, è inutile aggiungere altro. Domenico Iaderosa, sti film con Titanic so bello a te presi tiene una guaglione ma Sam senza Fabrizio dacci un consiglio come rimorchiare voglio, guarda, hai chiesto proprio all'ultimo che ti potesse dare una mano non ho passo fatto anche perché diciamo che io a parte scusate quindi non è che rimorchio più da anni però non ci mai saputo acchiappare, cioè non ho mai saputo come si dice a fare posteggi, no? Si dice qua non ci mai saputo fare, perché poi la verità è proprio negato, ma proprio perché non so, cioè, a me per esempio sincero, no? Se stanno tipo che se capisci che io ci posso piacere e che lui mi piace pure a me, allora sai faccio strunze, cose, che se ne... Però sono mai stato un tipo che dici, ma è difficile, caso, proprio difficile, caso riuscire a fare una posteggia, poteva attaccare brighe, no? Attaccare bottone, come si dice, no? Però non sono stato mai un re di questa cosa qua, ti dico la verità, quindi mi dispiace un po' di te su questa vicenda.
Nicola Longobardo, c'ero parlando l'altra volta, ti ricordi? Camma fa un film, cioè Camma fu film grande, sì, Camma fu film all'Icmo Basso, ma lui è pronto oramai per scrivere cose anche più lunghe, ce lo fa vedere tutti i lunedì qua sulla live, quindi fra poco lo ingaggeremo, sto dicendo una vita, ma veramente un giorno lo ingaggerò. Chi è qua? Giovi giù, c'ero comunque, io sono quello su Facebook che ti disse che senti la signora nel parco parlare dell'MD. Casa di sta signora nel parco parlare dell'MD, guarda, ti dico, non mi dicendo, ma a me mi arrivano un sacco di messaggi, mi dicono queste cose dell'MD, quindi io mi sfugge, cioè, in questo momento mi sfugge sta cosa qua. Cioè mi sfugge capire tu chi sei, non lo so, magari mandami un altro messaggio così capisci. Vincenzo De Lucia, ieri sera stavo vedendo il video Milano Bagnoli, sul tuo canale ho trovato chi un pazzaccio sui Wine, è poco pubblicizzata ma è troppo bella, è vero, no, non è che poco, sì, non la sto mettendo più, non la pubblicizzo più, non la metti più a Facebook, però ho una cosa in mente per quella canzone, quindi mandate male perché ho una cosa in mente. Ah, perché per esempio è la tipica canzone, no? Che io all'epoca mi incazzavo quando la feci, perché se l'avesse fatto in un Luca Sepa, fosse stata una canzone che avesse conosciuto tutto Napoli e provincia, l'avrebbero ha già fatica su una casa caruta e quindi la canzone non è tanto pubblicizzata. Questa è una mia idea, no? Perché che dico, certi cose se l'avessero fatto qualcuno sarebbero andate meglio. Poi l'ha già fatta questa canzone, essendo che nonostante il suo milione di visualizzazioni, che ha fatto 1 milione di visualizzazioni, questa canzone comunque pare che la sacci solo io oppure qualcuno che mi segue così. Vabbè, comunque Lorenzo Callo, conosci la pagina Nord Mi stai sul cazzo? Colui che l'ha creata nella vita fa il tassista e a quanto pare nei suoi video non solo ci fotte i polentoni ma anche i romani. Roma sta nell'Italia, centro meridionale. Cosa ne pensi della pagina? Ma sinceramente la saccio proprio e quindi non penso nulla su. Per a me sinceramente si pagine razziste, cioè nonostante parli del nord, io potessi benissimo dire vabbè sì, pure a me, no, a me si pagina così mi ci possono non mi piacciono le cose estreme, a me non mi sono mai piaciuti il razzismo, quindi è una cosa molto estrema. Sciui che sarebbe Rossella, ciao Fabri, ciao Sciuli, spero che un cazzo si legge, non mi tocca Rossella, è meglio per tutti. E, no, niente, voglio bene, sono bloccato un attimo i commenti e voglio andare a vedere un attimo quanti ne siamo. Ogni tanto mi fermo e vado a vedere se sono solo io ovviamente a parlare, no, non sono solo io, siamo 35, non siamo in formazione completa, ma c'era da aspettarselo dopo come si dice, dopo la Roxacena Titanic in televisione, vabbè. Comunque, Nicola Longobardo, cosa pensi della pasta con il ragù a domenica? Penso che sia una cosa molto bella, però si ci manca o pizzi pane, cavara, ecco, non sarebbe nulla senza quel pezzo di pane caldo, perché frate, quando fai scappetti, ci può domani, non so se anche voi, cioè, mentre su mangiare una pasta che è buona, no? La pastura, e a Robby già su pensato, già sono capo, che mangia fa subito a scappetto, sto proprio in quella ottica, vedo loro finire la pasta, no? Magari dice pure mia moglie, ci vuole a poche paste, dico no, no, perché se mi la volessi, però dico no, perché vedo loro spugnare il pane, questa è una cosa mia, non so se vi capita pure a voi, però a me proprio c'è da incassare. Domenico Iaderosa fa prima il Luano Rubin e a spinacina è meglio cotta al forno o in padella, e poi a scaloppine carne o pesce. Ma questo non è un dubbio, è un gusto mio. A me mi piace per esempio più, mi piace più cotta in padella perché io me la faccio in da padella, però non so se è più buona cotta al forno, non mai, non lo so. Invece a scaloppine carne o pesce, non lo so, carne o pesce, a me te devo dire, però forse carne un po' di più, a scaloppine pesce ne cambia. Ma poi questo poi non lo so, poi ci metteva prima niente cosa, fa che ci fa sono pure, ma niente cosa. Alessio Enigma, c'è sul sito di Rocky Creed si rivela già il finale e racconta le 2 scene finali del film in cui Adonis Creed diventa un campione e viene acclamato dal pubblico. Sì, no, la c'è questa cosa, che praticamente sta uno che fa una fotografia a casa Caruto proprio, ha fatto una fotografia alla sceneggiatura di questo film, praticamente si legge, se vai a zoomare ovviamente con gli appositi programmi, vai a leggere il finale del film. Ah, poi non so, non voglio anche sapere che poi me lo andrò a vedere qui.
e quindi poi lì capirò che cosa. Vabbè. Ciro Gatta, un secondo fa, c'ero oggi su YouTube, credo un secondo fa, forse fatto covengo, c'ero oggi su YouTube all'MD e teneva Nutella e pure l'Oreo mi stava sentendo male, un salutone, addirittura. La Nutella lo so, perché purtroppo è una cosa, questa è una cosa brutta, io quando ci penso, meno quasi a chiagnere, che purtroppo all'MD c'è la Nutella e ci sta pure la Coca-Cola, no? Ma che ormai lo sapete pure voi. Però il fatto che siano gli Oreo non lo so, però l'Oreo ci piace per non mai proprio approfondito gli Oreo, ma l'Oreo nasce come un pezzotto, secondo me, non so di cosa, cioè in senso pezzotto come nasce come una marca, diciamo così, no, a me ne credo, perché posto Oreo credo, mica è una marca. E poi c'è stato un pezzotto che a un certo punto, un pezzotto s'aiuto, va, chiamiamolo così per parafrasare, no? Quando dice un pezzente s'aiuta, e secondo me l'Oreo è un pezzotto s'aiuto, così sembrerebbe, perché poi Oreo, cioè, non so, quando è esploso questo biscotto alla fine, secondo me è un biscotto che è nato nei discount e poi dopo si è montato a capo, no? È diventato quello che è diventato, però fondamentalmente vederlo in un discount non mi sembra una cosa poi stranissima, a meno credo, e poi può essere suppacinato di figure e merda, Oreo è una marca famosa, ma non lo so chi, essendo Bagalemmetti non conosco marche famose. Antonella Lella, ma Righi invece fa Titanic non poteva fare per l'ennesima volta Rocky 3 e Rocky 4, bel merda setta solita casa caruta. Eh sì, vabbè, perché Titanic sai che più o meno bene o male la gente su per sempre, per sfidare un po' Italia, sfidare Italia 1, poi fa la stessa cosa, quindi non lo so perché. Vabbè, comunque Italia, come ti fa capire? Titanic è un film che si vedranno sempre le persone, secondo me, nonostante abbia 20 anni, secondo me è un film che fa sempre effetto sulle persone, almeno credo, perché poi tutti quanti già stanno pubblicando in stato Coppa Titanic. Vabbè, comunque Scherda, addirittura Scherda 85, uno dei primi che stava qui nelle live, delle prime live di 2 anni fa, addirittura Scherda veramente mi ha fatto un tuffo nel passato, mi ha fatti alle vecchie live, mi fa piacere che ci sei, non mi ricordo il nome tuo effettivamente, però mi ricordo di te. Mario Conti, sei un genio, un pezzotto si aiuta. No, è vero, cioè, perché sai, mi è venuto in mente un pezzente si aiuta, e quindi un pezzotto si aiuta mi sembrava idoneo. Nicola Longobardo ha esordito in Serie A all'Oreo, ma sì, ha esordito in Serie A come da fare tipo Verratti, va? Facciamo un esempio calcistico, no? Per i conoscitori di calcio, Verratti si è vinto Pescara, no? Giocava in Serie B, poi belle buone è stato acquistato al Paris Saint-Germain, per far capire, no? Quindi è un giocatore che si è in Serie B che all'improvviso è entrato nell'Olimpo del calcio, no? Vabbè. Comunque, Greca, Raffaella Ascoli se c'era un L'Oreo pezzotto ringo, no, ma non è un pezzotto ringo, perché sono due biscotti differenti. A proposito di pezzotto ringo, ieri mi mandano un bello pezzotto nuovo, una bella foto che poi pubblicherò, in un bello pezzottiello da ringo. No, perché la somiglianza, diciamo, strutturale, no, dell'Oreo sembrerebbe somigliare al ringo, ma non è la stessa, perché il ringo è famoso per la sua doppio gusto, no? Cioccolato e gelata cosa, non mi ricordo che invece l'Oreo, comunque l'Oreo sono buone, dice, ma c'è la verità, io l'ho già assaggiato, ma da grill, un po' di già assaggiato quest'estate, non me l'ero mai mangiato, però l'ha già assaggiato a Grecia, perché se io là, le specie mi fanno di cose, sai, improvvise, e Scinetti mette a cattare che tu mi assaggi proprio questo Oreo, ma mi sbuffata la volla, tu quando questo cazzo Oreo, no? Perché veramente poi è diventata, è scoppiata una mania di questo Oreo, torte a Oreo, i napoli, i panini che mulignano con l'Oreo, cioè è stata una moda e io l'ho rimasto a giacchi. Poi a me le mode arrivano sempre le ultime da me perché mi rompo più se una cosa si porta, più una cosa è di moda, più mi rompo cazzo e quindi non la scarto, però poi a un certo punto per curiosità l'assaggio, quindi l'ha già assaggiato storia, già da su pesante, già su buone, cioè, su buonissimi, anzi, non gusto che capace capire che la gente parla sempre sti cazzo, un motivo c'è. Intanto sta facendo vedere la scena di Leonardo DiCaprio che sta correndo Coppa Nave, che ha vinto i biglietti della sua morte, poi tra l'altro. Vabbè, comunque, che se quando. Vincenzo Lucia, hai massaggiato la casa di cola light. Io l'ho bevuta ieri sera e tengo ancora un malestomaco e 10 denti cariati. No, questa da cena l'ho massaggiata light. Non mi sono mai permesso manco i pensare a cattare, dico proprio la verità. Antonella Lella, sì, per loro vanno pazzi gli americani, là sono proprio famosi, perché poi arrivano le cose ogni tanto, noi siamo americanofili, no? Nel senso siamo sempre stati così, quindi se una cosa va in America, ovviamente arriva anche qui, molto probabilmente arriva anche qui e ci facciamo piacere pure, comunque sono buoni.
Scheddo 85 è sempre un piacere sentirti, ma pure per me sapere che ci sei, quindi veramente mi hai riportato veramente nel passato, quindi è un piacere anche per me, reciproco. Giosuè Caivanese, dicevo, per te è meglio Android o Apple? Io non lo so, perché non sono un grande intenditore di queste cose, di telefoni, non so, sistemi operativi in questo caso, non so se ci spacci me, no? Però sono stato tentato da a maccattare un iPhone, una cosa che sta così, essendo essendo che tengono una lira, poi me l'ha già mai accattata fondamentalmente, però oggi c'è da un po' l'Apple mi attira, però Android purtroppo sempre stato Android, che Android è un po' più puzzati di fame, no? Parliamo chiaramente tra di noi, diciamocelo, e quindi è sempre un Android, e oramai ho fatto abitudine, no? Quando, poi non saprei dire quale è meglio, sinceramente, non sono io la persona più adatta a questa risposta. Alessio Enigma, l'ultima scena dice che Rocky mette, e tacit mo dice all'anime di testa sta dicendo, ma oggi manca lei, comunque dice che Rocky mettendo così in evidenza come l'ormai vecchio Rocky stia combattendo come dove c'è, e mo dice all'anime di leg pure, ma non mo dice perché non lo voglio sapere, ma avrei un film quando sarà. Mario Conti ce lo ha dato che sei il re dei pezzotti, ma tu fossi pezzotti con qualcuno, no, io non credo di essere pezzotti, nonostante abbia visto che ci sono dei pezzotti miei, infatti l'ha già pubblicato, tipo Fabrizio Ferrone, ha già trovato un po' a Facebook questi pezzotti del mio nome. Antonella Lella, noi in particolare siamo mediofili, sì, è vero, se si potesse battezzare una categoria, perché poi sai, è mediani, è medisti, e mediofili pure che cazzo, pure, anche se non so, ci fa pensare ai pedofili, non lo so. Vabbè, comunque Ricchie, come si chiama? Ricchi, non so. Allora, per tanto tempo sono uscito a vedere una cazzo live ratoria, grande Rivie, ma veramente mi fa piacere che sei anche qui tu e se stai riuscendo a vederla, spero che la vedi bene, tutto a posto. Vale Catanzaro, gli Oreo stanno anche nelle macchinette distributori automatici della mia scuola. Comunque la spinacina è più buona in padella, però deve essere dell'MD. No, effettivamente i spinaci dell'MD sono buone, Coccopoto l'ha già assaggiata. Ci sono, mi fa ricordare, le cotolette milanesi, così si chiama. Coccopoto, sai, quando non sta poco, ci sono un po' cazzo, i cucinai, poi c'è mia moglie, quindi quando sta mia moglie poi mi mangiasse pure, per non cucinare, no? Questo cazzo mi mangia pure a merda, no? Per dire, no? E quindi poi vado all'MD pure a cazzo di spinacine che basta che chiavi in da padella, e ti fai, ti mangia poco sono molto a così, perché non può cazzo cucinare, che mi fa sì. Vincenzo De Lucia, il cellulare del figlio di Carlino deve essere l'M per, sì, M, cazzo slash, non ho capito, M per Dina, così. 99 euro e attacca al telefono che fai pure un caffè a mattina, sì è vero, perché poi l'MD sta vendendo anche la tecnologia, si è anche ramificata dal punto di vista della tecnologia, infatti vende pure i telefonini, ma io non ho mai visto nessuno che ha tenuto telefoni dell'MD, perché ne manchi poi questo è proprio il top, che hai messo telefono l'MD sarebbe veramente il top. Chi è? Napoli 1926, a te dovresti buono in tuo grande fratello, un saluto da Sant'Antonio Abate, ti ringrazio, ma io mannaggia puttana, licenze e merda, mi erano pure chiamato, cioè mi avevi là scritto a Facebook sul fatto che mi contattano, cioè, fanno provine, mandaci una provina online, no? Nel senso registra un video con queste domande, tu rispondi, io accetto un po' la voce umana, e dopodiché questi figli bucchini mi chiamano, possiamo incontrarci a Roma, c'è ti faccio cazzo, no, nonostante io il Grande Fratello non lo vedo da anni, mi è rimasto sempre sul ricordo del Grande Fratello delle prime edizioni, e essendo che sono vecchio, no, tengo 30 anni, mi sono visto le prime edizioni del Grande Fratello, la prima mi ricordo benissimo, ecco, mi è rimasta sempre questa cosa sul Grande Fratello, no? Anche se comunque non me lo vedo più, però sai, mi rimane il fatto che mi hanno chiamato, cioè un po' ci stavo credendo, no? Di poter andare a indagare sul Grande Fratello, no? Però poi a fare un bocca chi da botto, mi chiamano e a fare sto provino, mi domandano le stesse cose che dovevo dire poi in quel video, dice, se si 5 minuti un bocca chi da bici, a dispisci quando era innanzi alla rete treno, un bocca chi da bici una tavola, e non mi hanno picchiato, vabbè, doveva andare così. Luigi Barbato, non so come mi trovo su questo live, ti seguo spesso su Facebook sentendo di parlare, mia moglie si è chiesta, ma chissà perché parla sempre dell'MD? E come si spiega in poche parole? Come si spiega in poche parole? Che non c'è se, vabbè, parla sempre dell'MD, è una cosa che oramai, non so manchi perché, vabbè, essendo che oramai parliamo, oramai parliamo quasi sempre dell'MD.
E poi non ci capisco, la seconda cosa è come si spiega in poche parole. Io non mi spiego in poche parole, non credo di spiegarmi in poche parole, perché ci faccio i giri di parole, quindi non credo che sia intesa così. Comunque se io scrivo una volta, magari non lo so, non l'ho capita bene. Allora, scusate, vado un attimo indietro perché ci sono dei commenti arretrati. Pacos, ce l'ho fatto Pacos contro Drink con 1,5 litri di Fanta MD. Sì, infatti, che poi non si chiama Fanta, che l'MD. Sto facendo compagnia al VC ogni 3 secondi. Rimedi naturali li conosci? Assolutamente no, penso che rimane in ducesse. Riccardo Flamini dice: c'era Mauro ad una scambia. Allora voglio dire una cosa, no? Ti rispondo a te a questa domanda, ma è come se rispondessi un po' a una domanda che fanno spesso. Ogni tanto mi arriva dei commenti che dicono: c'era ma quando fai un raduno a Puzzullo, oppure c'era quando fai un raduno a Foro Rotto, c'era quando fai un raduno a Bagnolo. Voglio scusate, no? Voglio dire, ma poi diciamo non è una casa caruta, ma io quando faccio un raduno a Napoli, no? Essendo che a Napoli racchiude tutti questi quartieri. Venite là, no? Come ci fate? Posso mai venire tutte, faccio un raduno a Bagnolo, una da Pianura, non si può fare, ma non so, che faccio i raduni per i quartieri, no? Quindi, quindi quando faccio un raduno a Napoli, significa che da venire, cioè, se volete venire, venite voi casi di Bagnolo, casi di Scambi, spacci mi scambi è vicino, no? Voglio dire, non è così lontano da Napoli, cioè, è vicino, no? Può venire pure all'Anima Casa Caruccia, scusami. Vincenzo De Lucia: è passato tanto tempo, non ci lasceremo mai, siamo figli di Callino, forse un giorno la forse è un coro, forse un giorno la casa crollerà, nuovo coro della curva del Re all'MD. All'Icco passano i film, io faccio i cori, grandissimo Vincenzo De Lucia, che veramente ti pigliamo a focorista qua, oramai siamo come dire, stiamo costruendo una squadra qua, sceneggiatore All'Icco Bassone, corista Vincenzo De Lucia, poi cada casa caruto la troviamo sicuramente. Scusami, dice Alessio Enigma, spoiler, e tu su Canale non mi ricevo fino a rago. Domenico Iaderosa, a roba tanta parola che c'ha Maritta, ma YouTube lunedì scorso stasera va tutto liscio come l'olio. Ma non state zitti, fammi fare una rattata di palle, perché poi sai che improvvisamente la signora YouTube si potrebbe scatenare. Allora, chi è che no, aspetta. Vale Catanzaro, da me, scusami un attimo, Vale Catanzaro, ti ho saltato, ecco qua. Da me all'MD di Crotone vendono anche il kebab di pollo e di maiale in vaschetta, faccio cazzo, che cazzo assai, sì, infatti che cazzo, ma qua no, caccia dice la verità, io lo dico che lo sapete, poi mia moglie purtroppo caccia fa, poi dopo non è colpa mia, non è posso divorziare, ci sarebbero gli estremi di divorzio, perché io sono un fan accanito, nonché presidente immaginario dell'MD, avere una moglie ogni tanto Conad non è una cosa bella, però qualche volta agisca Conad c'ha queste vaschette di kebab, però all'MD non l'ho mai visto, infatti questa è una cosa da scrivere, io ogni tanto ci piace a scrivere, veramente alla direzione, a scrivere voglio, ma io sono certo ma già presentato bene che dice ma che fai così, e a gente dice voglio, ma mi volete fare, perché per esempio ultimamente, no, non so, se immaginate per esempio che il pesto, per esempio, ogni tanto piglio su queste LMT, no? E c'ha sta linguetta di plastica che sarà una volta che l'era avuto, però non si chiude, cioè nel senso che io come a fare a sputazzi, che non lo so, come con scotch, che si fa cose un po', e allora no, ma per esempio poi a casa mia, non so chi, mia mamma, ha cattato un pesto tipo di gulli, si chiama così, allora c'è il tappo, no? Come fosse, sai, un tappo ripassati con marò, no? Per farvi che un tappo che tu sfidi, ti pigli un pesto e tu sci a e poi tu non hai dato tappo, no? Allora, mo è una cosa intelligente. Invece, su 4 MD ten su questo, che guarda, la linguetta, e una volta che l'era avuto, o tutto questo a Indet, mangio questo, no, pasta e peste, o questo che la pasta, che poi è chi di peste fa schifo, e allora poi, se no, le conserva in frigorifero, ma essendo che la linguetta è aperta, il prodotto poi si va a perdere. Allora, si dice, mo scrive all'MD, dice, ma perché invece un quazzi barattolillo, era alla sparagnà, perché c'è sta plastica, ovviamente, costa meno del vetro, credo, però che ci facciamo? Cioè, uno sa che una cosa che almeno chiude e sostituendo il frigorifero ci dura 3-4 volte, no? Voglio dire, queste sono cose intelligenti, però l'MD per esempio l'ha fatto con la birra, per esempio c'è una birra, no, non lo so perché ma aveva non so a che tempo, non mi ricordo manco se è buono o no, c'è una birra che c'è il tappo che si chiude, capite, proprio come fosse la casa d'oro, c'è una cosa che si chiude, capito, si avvita col tappo avvitabile, cioè che cazzo, c'è una birra che si avvita, cioè è una cosa particolare che solo l'MD
ci possiamo vantare di avere. Poi cani dico che è che l'MD, cioè quando dice che ho visto usato lo dico, però devo anche elogiare le cose positive che una di queste è questa birra che si chiude, che veramente a me è un uomo, Amadeus, ma mi ricordo. Riccardo Flaminio, sei contento di andare all'MD? La faccio cazzo, ma è logico, sempre contento. Proleva, cioè, ma credi che cosa rete a te faccio pure, ma cominciamo su commento arrivava sempre all'inizio nelle prime live e io come nessuno mi girava perché dice ma che ma posso scarrafare una cosa, no? Che sacci, un muscone, una nape, non lo so, con un mostro e quindi all'inizio mi girava sempre e mi hai fatto ricordare pure tu, mi hai fatto fare un tuffo nel passato nelle prime live. Allora sto chiedendo perché parlando di dei commenti. Chi si chiama Ficco? Saluto Mattia Emanuel. Ciao a vi saluto. Francesco Novillo. Fabio, l'anno prossimo ritorno a Baia Domizia. Francisco Novillo, non riesco a capire chi sei tu, perché non mi fa ricordare Baia Domizia, ma non riesco a collegare mo tu chi sei. Casomai in mail su chi le fa, non lo so. E, no, non lo penso proprio in altri, che magari possono venire a fare un giro, possono venire a fare una pariurna così a trovarvi, perché comunque sono stato proprio bene. A Baia Domizia sono state una ventina di ore più o meno, non so, 15 ore mi ricordo, sono stato molto bene, però a lavorare di nuovo penso di no, ma non per cosa, pure perché secondo me poi venire a lavorare in un villaggio per la seconda volta non è mai una cosa buona, c'è questa mia teoria che non so può cavaricere, quindi non penso. Crecca, Nicola Longobardo si propone per cover e l'MD a Cerrone poi ci organizziamo, non la ci capisco come. Riccardo Flaminio, ma se noi siamo casa Caruto, Titanic ovviamente è una nave Caruto, no, è una barca affunato Titanic, questo si sa. Domenico Iaderosa, ci manca qualcuno che fa i spot pubblicitari dei prodotti dell'MD a Roppi Film e all'Icmo Bassone, è vero, è vero. Allora, Vincenzo De Lucia, mio zio ha comprato il gazebo dell'MD, non so se ti ricordi, sì, mi ricordo, uscì su un volantino qualche mese fa, ti manda il volantino, appunto, mi scritto, e bastano poche piogge e sono rimasto solo e vita in terra. E beh, può capitare, se sarà stato il vento malvagio, non lo so, ma non lo so. Comunque Pacos dice, Cerone, se apre una pizzeria qui a Lecce, vieni a faticare come porta pizza. Ovviamente ti metto a scocciare terine e non pare cuffie, almeno non ti scordi le pizze, perché Talluc e Tazzecchi e Pizzareterine, è vero, io purtroppo oggi ho ripubblicato sulla pagina su video che feci un paio di anni fa, un anno e mezzo fa, allora praticamente mi scudo di pizza, bene, andatelo a vedere perché se non ve lo siete visti non vi voglio fare, non vi voglio svelare il finale. Ciao la città, mi scudo di pizza così volete averla pre. Lorenzo Calo, oltre alla tua live, non so prendere le Iene, sì, è perché è sempre piacevole le Iene, infatti finisce la live come la pure io. Stanno facendo un servizio sulle case cadute nel paese di Montalbano in Sicilia, quindi la cosa più vergognosa è che hanno abbattuto l'anno scorso una caserma costruita dai Borbone nel 1814. Questo fatto è quello quando abbattono MD, e più o meno sì, come valore storico culturale siamo lì. Vale Catanzaro, mia mamma ha una preferenza per una bita in particolare dell'MD, quella nella lattina verde. Sì, che là si chiama come si chiama? Che poi mi capita pure i miei bevono ogni tanto, no? Però non mi ricordo un nome, però ho capito lattina verde, nome rosso, e se essere un'esca. Medio Oliva, eccola qua. Poi Fabri, ecco, mi stavo studiando, qua è venuta o di lui universal, niente raduno e che cazzo, è vero. Purtroppo stiamo organizzando un raduno a casetta, avevamo organizzato il raduno a casetta sabato, ma purtroppo poi ho avuto patavate dell'acqua e non si è potuto fare, con grande mio dispiacere. L'hanno rimandato, ora vediamo un po' quando lo possiamo fare. Vabbè, va un attimo in cop perché a Gesù non so che come Luigi Barbato ci ma lavori all'MD oppure ti sei solo acculturato Sparagnano a Cattanalla. È la seconda che hai detto perché oramai la mia cultura è di sparagnista, sparagnone, sparagniere, non so come lo vogliamo chiamare. Sì, l'ha già fatto là all'MD, quindi no, non lavoro all'MD, nonostante tutto quanto mi dicono i pod proprio seriamente, fanno, ma tu quale MD fatica? No, guarda che mi fatica l'MD. Allora, tu fatica l'MD, tu non fatica l'MD. Gli anni ci sono, tu sto dicendo, questo, però purtroppo ci sta chi crede che io veramente lavoro all'MD, quindi è questo è quanto. Allora, Gabri Scandal, un applauso di scuda dei pizzi, è vero, sì, ma scuda dei pizzi, ma top è una cosa che capitava, cioè capito che la voto, con cada voto non mi ricordo, se è capitato, quella fu la più eclatante, forse la prima, quindi può essere pure con cada voto, ma scuda dei pizzi, non lo so perché ero perché veramente stavo un po' più attento.
la wallet del web fa prima di tutto nel supposto, no? Mangi tutto da supposto perché non lo so perché questa cosa. Vabbè. Tu sai, questa wallet del web ogni tanto si commenta così, cioè questi commenti un po' così. Nicola Carbone, io per 2 euro mi porto pure i commessi di sti case Caruto. Non so a cosa ti riferivi, vabbè. Allora, Riccardo Flamini, cioè, ti sta prendendo me la famiglia mia e tu mi puoi dire, Riccardo, scusami, no, e dico, io sto dicendo uovo parole, vabbè che io le dico sempre, comunque, però se tu mi dici che, non so, io metto una specie di filtro, no, cerco di essere poi più, no, meno casa caduta, cerco di dire meno volgarità, anche se mi scappano, perché poi sono volgare, poi fondamentalmente, quindi non è che posso proprio, però sai, mi trattengo un po'. Con un saluto alla famiglia Flaminio che sta guardando la live. Vabbè. Mario Oliva fa prima un dentifricio tiene ancora, ma poi ci pensa questa cosa che mi fa stare male, questa cosa di quel dentifricio. O stai tenendo sempre un po' come una reliquia, sì, ma quello sarà uno dei miei, cioè quando muore New York, no? Sarà il fatto, sai, tipo facciamo un piccolo museo delle case cadute, no? Per esempio, immagino. Allora, sai, sta su dentifricio, questo è il famoso dentifricio, un foglio Jacob, questo è il famoso dentifricio che a Cerrone comprò a 3,80 € sull'isola di Corfù e salvò la Grecia, perché poi diciamo la Grecia se non se ne sta parlando più ultimamente è perché l'ha già salvato in bocca a chi te che i sordi mie lo dentifricio, parliamoci chiaramente. Pacos, Cero ti saluta mio padre che è Antonio veramente che tra l'altro lavorava con me, è uno di quelli che fece l'applauso, manco a farlo apposta in pizzeria quando mi scudei pizza e invece faceva un sacco di risate in quella pizzeria, lui lo sa. Alessio Enigma, Cerone, credo, penso che il wrestling ti piace, no? Penso proprio male, perché a me piace il wrestling, non so perché, io guardi, non voglio aprire una polemica, non ci mai capito come fa a piacere il wrestling, però sacci che qualcuno ha questa passione, a me non so, mi ha mai scattata questa passione, però comunque sono gusti personali, a me mi piace l'MD, a qualcun altro ci piace la Conad, ma non sto qui a dire che cioè, non sto qui a fare polemiche. Chi è qua? Ora sono entrato in live, Antonio Pellegrino, grandissimo Antonio, si è trasferito proprio quasi nel finale, stiamo andando 4 ore perché alle 10:30 finiamo, comunque meglio tardi che mai. Vincenzo De Lucia, un Cerone senza parolacce è come un MD senza Beppe, è vero, Beppe sarebbe nonno Beppe, e perché sì, parole voglio sono importanti, perché io per esempio il voto mi ha fatto pure i problemi, ma ci sono quanta parola carico pure ma ci calmano poco, però poi a un certo punto ho fatto un esame di voce e ho detto ma come ma ci parlo, cioè io sono fatto, mi piacciono, però mi piace anche dirle, ti dico, certo non mi dico vota una gente, però si sono tra gli amici, così io stasera, no, quando faccio i live mi considero come se stessi mesi di compagno, e quindi alla fine le dico che dico, ma che tenga, cioè, nel senso che in maniera è sempre bella la parolaccia, io tengo tutte delle mie teorie sulla parolaccia che sono, però ovviamente non è che e poi boh, strano, quando le sento però, dice, riguarda a chilo, invece poi sono proprio una matrice, sono prima, poi si senti dice, poi guarda a chilo, guarda che ci faccio, però, non è brutto quando dice, invece sono prima, non so, questa è una cosa particolare mia. Pagos, io voglio vedere una tua foto sullo scooter della pizzeria Pizzazza con papà, lui ha detto che ha perso la foto, guarda, non hai mai fatto forse foto, che all'epoca non tenevo i telefoni facili, quindi non è che ci scattavamo le foto e quindi non credo esista questa foto. Questa foto. Riccardo Flamino, giro per chi non fai la domanda per fare il commesso LMD, ma perché io ambisco a posizioni di rilievo nell'MD, non posso, con tutto rispetto per gli scaffalisti, ecco, io oddio, potrei anche scalare la montagna, nel senso che parto come scaffalista, poi cassiere, poi non so che cosa, e poi per buono, però io vorrei subito arrivare alle vette alte, no, Allora, scusatemi un attimo, sta intervenendo Alicco Bassone con un'altra sua sceneggiatura. Il titolo è Dragon Carlin Ball. Attenzione. Un upstate di feta ciatro con Ad verranno sfidati da Carlinoku, attenzione, che sarebbe l'alter ego di Goku, che cercherà i 7 bukkacci, attenzione, 7 bukkacci da Shogunut per evocare Osum Pazzuttare a Bdulu Unire, a faccia chiusi e merdero Conad, grandissimo Alicco Bassone che ci allieta con le sue storie. Chi è questo? Proleva, cosa ne pensi di Musul? Perdona l'ignoranza, ma in Tashi e Musul, scusatemi, se qualcuno ha dato la stagione, chi sa chi è Musul, in Tashi e Musul, ditemelo voi. Vale Catanzaro, una moto con compagni di classe Romie, facette un starnuto e ci chiama una capata mondiale, un faccio muro, ci chiama una capata mondiale, un faccio muro.
non ci capite, cioè, vabbè, uno di solito quando fai starnuti sto immaginando, no, che fa, invece gli aveva una cavata in faccia, questo credo di aver capito bene. Medio Oliva, Fabio, oramai papà mi chiede di te quasi sempre, all'improvviso si ferma e pensa, ma c'era uno quando è? E poi, oh, vedi che bello e buono, si legge i tuoi stati e risulissa. Ah, di questo è un piacere immenso, io lo ripeto spesso, perché guarda, per me, veramente, quando mi dite, leggo, che la faccio ridere a persone un po' più grosse, a me mi fa veramente un piacere, perché, non so, cioè, non penso mai che una persona più grossa, no, proprio padre delle 30, no, non credo, penso padre della persona di 50, mi fa piacere che di cazzo, perché cazzo, una persona di 50 anni ride, significa che la cosa è che cazzo, non so, penso, io non vabbè, questa è tutta una teoria mia, che non voglio fare una palla, ma spiega, un saluto a padre, e dice che per me è un onore che lui legga i miei stati, queste cose qua, mi fa veramente piacere. E quando venga, hai ragione, quando venga a mangiare a casa, tu mi hai invitato e tuo padre mi avete invitato in provincia di Avellino a mangiare, voglio, ma ne esce morto per me Avellino, non so se ci fosse cazzi a Germania, però per me Avellino la vedo in sormontagna, non so, per me è lontano, non so come venire, non so, cioè, facetemi capire come si va, come si viene, lì. Allora diceva Fabio, basta stare un treno che ti porta lì, ci mette un'ora. Allora sai, io più, capite, somatizzi, bussa là, ma più treno. Se mi fai capire come si viene, più o meno, cioè, fra un anno, 2 anni, capace che riesco a venire. Daniele Orlando, Fabri, non ne farai più di video in cui fai gli scherzi in giro che ti verranno consigliati da noi? No, come no, li farò sicuramente, però quella è una cosa che oramai più o meno facciamo quando in estate, più o meno quando c'è stata questa cosa che ha furore, per fortuna, ci piglia e ci manna qualche parte, e quindi si per carità, anzi, non vedo l'ora, spero che quest'estate ne facciamo pure un pare, perché mi piace ovviamente, ma fa un viaggio senza niente, mi piace, ma mi piace proprio video, di fare proprio questi tipi di video mi piace, quindi penso che ci saranno sicuramente. Allora, Nicola Longobardo, ma io, Marichi, all'Icmo Bastone, passa la serata a mandare sceneggiatura a live è un optional, no? Io non lo so se effettivamente li scrive, secondo me gli vengono proprio così, io sono sincero, perché poi mangi ma io so se si riscrive in settimana, se li prepara i testi, invece secondo me gli vengono a momento, proprio di secondo me gli vengono a momenti, così voglio pensare, ma pure se li scrivessi in settimana, comunque è sempre una grande creatività. Riccardo Flaminio, la Waller del web senza offesa, ma pare proprio la Waller, no, vabbè, perché no, sì, effettivamente fa domande strane, tipo, che sta qua, Fabri, hai mai toccato Ulan, cioè, ma che, non lo so, su Guaglione, non lo so, forse si ubriaco, no? Immagino che un Guaglione che si ubriaca, sì, si mette, capisci, no, non è vero, perché mi ricordo che una volta c'era, no, c'ero io, no, mi sembra che era lui, comunque, vabbè. Antonio Pellegrino, c'ero, buona serata, buonasera, ti saluta mia mamma Nunzia La Sartuella, grandissima Antonio, grandissima signora Nunzia, la saluto pure io perché pure lei sta sempre vicina alla live così con suo figlio, almeno così immagino, oppure Antonio dice tutto palle, non lo so, no, ma penso che state tutte e due là a vedere. Antonio e la Lella non c'ero, però si viene a Vallina le arisce prima perché uno si organizza per dare una degna accoglienza da casa fracida, abusiva. E sì, effettivamente il sarebbe da fare, io non lo so se può venisse qualcuno, se uno organizzasse pure un raduno, no? Un incontro ad Avellino, non lo so se ci seguono qualcuno, cioè, sì, già si preoccupano che ci seguite da Avellino, quindi se potesse fare, ma più là sicuramente, voglio. Pacos, Cielo, ma secondo te è meglio con Aldo o Eurospin? Scegli bene che sicuro per gli spettatori se dice la cosa sbagliata, ma io sinceramente non agirei. Però l'Eurospin posso dire che si avvicina un po' più ai canoni sparagnativi dell'MD, questo proprio perché tengo certi compagni che vanno a spendere all'MD, ex compagno che va alla fine giù da piccicare mezzo su fatti dell'Eurospin, però mi raccontavano, dicevano no, che l'Eurospin pure è infame, a livello uno sconto malefico. Io però ho sempre fatto tipo che non sono mai andato a vedere, anche perché poi qua a piano non c'è sta ne manca Neurospin, ma anche così a fare una spiata, no? Una cosa così, non c'è. Quindi non, però me ne parlano sempre in un certo modo. Invece Conad è come fosse, non sai, tipo, sai, tipo Omar, no? Per fare una, sai, si sentono loro, si sentono chissà chi sono cose capite per dire. Cioè, un po' altezzoso, no? Il Conad, si atteggiano, poi usciamo da pubblicità là ogni tanto, si fa queste cose. Invece l'Eurospin lo vedo più, capito? Più bassa, diciamo, zitta e muto, quello che ha da fare, un po' come l'MD. Chi è questo?
chissà shit Musul, ma intendevo musulmani, pensavo che quando dicevo shit Musul, ma pensavo che era qualcuno di Dragon Ball, ma non so perché c'avevo la stessa con personaggi di Dragon Ball che io non vedo, e quindi forse sarà qualcuno di Dragon Ball. No, non era qualcuno di Dragon Ball, perché stiamo parlando di Dragon Ball, no? Prima, fatti dei eroi all'Ikmubazione che stava dicendo che stava... Ma che ci pensare ai musulmani? Ma che tenga, ma che domanda se c'è? Boh, non lo so, io... ma ci pensare? Niente, non so cosa pensare dei musulmani, per dire la verità. Lorenzo Calò, devo ringraziare Roberto Carlino, il nostro padre protettore, e te per avermi lanciato in chat l'imbocca a Carlino perché ho preso 7 a quel compito di matematica che te ne parla in chat il 1° ottobre. Mi fa piacere sta cosa, Lorenzo, perché mi ricordo che ti ho dato i miei in bocca a Carlino e quindi sono stati poi, vedi, sono stati come si dice, sono stati buoni, no? Avevo avuto 7, quindi mi fa piacere. Riccardo Flaminio, domanda seria, che ne pensi dei ragazzini, bambini che hanno l'iPhone 6 e 800 euro in mano? Ma io penso bene a loro, ti dico proprio tipo di mannaggia morta su successo in mano, no? Che questo è un telefono che praticamente oramai non ce la fa proprio più, non ce la fa manco più a telefonare, sta proprio a 3 ore per fare la telefonata, quindi l'invidio, questo veramente l'invidio, dico ma non lascia morto, ma beata allora, questi figli, sto cazzo l'iPhone 6, tengono 6 anni e invece ha già stato successo, allora non ci servono cazzo, a me magari mi serve per fare un cazzo, un video, ma boh, ma fa bene allora, veramente l'invidio. Pacos dice Cerracchio, ma Furore ti paga ora a stai sponsorizzando la maglietta, poi cosa ne pensi della Red Bull? Cazzo, si vede, no, io penso che non si vedesse la maglia Furore, perché di solito si vede solo a capo quando faccio il live, ma assolutamente no, questa mano non mi passa per indossare. Ma questa è una maglia di Furore che in pratica, non so se si vede qua, si è sporcata, cioè sporca, ma non è sporca che è zazzoso, no? Perché quando facetta, come si chiama la, video in Egitto, il video in Egitto, scusate, ma che cazzo mi chiama a fango, pasto, io sto pure spune una domanda, la casa come mi chiama a Facebook. Poi stavo dicendo, questa maglia, sì, io faccio il tatuaggio LMD, no? Quel tatuaggio MD discount sul petto, essendo che per mai ha fatto una cosa, no? E io tenevo il tatuaggio in bietta, non è che potevo... E quindi mi mette la maglietta, la maglietta. Quindi questa è una maglietta sporca, di Furore, che non se leva più su sporca HBC, e in pratica metto per dormire, no? Ma metto, cioè, boda così, no? Come pigiama, per stare in casa, per far capire. Comunque, chi è? Lino Gino, cioè, che facevi ieri allo Space, ma che casa caduta di notte? Se vedendo un film, che cazzo facevi? Un film? Ma potevo usare tu grande casa caduta che mi vedi e non mi saluti. Ma stai vedendo un film? Mi sono visto il film di Lance Armstrong, un film, come si chiama? Sì, un film di ciclisti, cioè questa storia di come si chiama? Un ciclista, mi faccio quello che... Ma niente di che, un film così, niente di speciale. Vincenzo De Lucia, a proposito di in bocca a Carlino, quando me lo hai augurato la settimana scorsa, quando dovevo prendere il 151, non solo Pullman è passato subito, ma ho preso pure 25 all'esame. Allora, su in bocca a Carlino può diventare un bel portafortuna, mi fa piacere perché comunque è il nostro portafortuna, no? Riccardo Caruso. Vale Catanzaro, la Valle del Web è vittima degli effetti collaterali dei prodotti del Conad. Può essere che capiti che poi sai questi prodotti del Conad, la COP, soprattutto, che io ho scritto quella cosa che vera, tra l'altro, io ho fatto un copia e incolla e su fatto la COP che non sa che cazzo stia venendo, addirittura un prodotto che causava la morte, cioè addirittura la coppa, cioè chi se l'ha accattata, ci buttasse la rete perché sennò pensa che è morto, ma poi che dire, no, chissà che se l'ha mangiato, come fa a portare rete, no? Essendo morto, perché poi che la cosa ci mi faceva morire, almeno questo c'era scritto, no, spero che nessuno è morto, comunque. Vabbè, comunque l'MD queste cose non le fa, voglio dire, però è mai successo, no? Così sta l'MD. Antonella Lella, quando fai questo video in Egitto, io cammello ti sputa in coppa la maglia, no, non sputa in coppa da Egitto tatuaggi, mi sporco la maglia. Andrea Pellegrino, c'ero io stasera la sera, sto venendo tardi da lavoro, mi sono ritirato alle 21:30 e mi devi scusare che lavoro alla CRAI, no, addirittura, cioè, abbiamo addirittura spettatori che lavorano alla CRAI, cioè, ma la CRAI, quando dico, la manca mai annominata, per quando è una casa caruta, secondo me, perché i nostri acerrimi nemici sono quelli, sono la Conad, l'Eurospin, la Sigma, è come se fossero, noi siamo un Napoli, no? Per esempio, allora loro sono la Juve, la Roma,
la Lazio, su chi là, diciamo, chi là sotto a Crai è come se fosse per esempio, che sai, o Sassuolo, potete far capire, no, sono squadre di mezza classifica, l'unica gamma proprio, no, potete far capire, quindi vabbè, ti accettiamo, tanto si cazzo. Chi è? Antonella Lella, o girellone della Coppa, appunto questo girellone che provoca la morte, che vendeva la Coppa, ecco, ci voleva Scirer, meno male che il caso Caruto vanno all'MD, ma meno male, veramente chiama l'MD, mo c'ho. Chi è questo? Domenico Iaderosa, la Valle del Web sarà il primo ospite di questo pomeriggio 5, anche perché ne è cominciato ancora sto pomeriggio 5, io penso che già sia cominciato, non lo so, spero di no. Pacos, ma secondo te è meglio con Ad? Se si domanda mi fa, è meglio con Ad o Ero Spini? Scegli bene che si lo perde, ci cagato cazzo, ma io va all'MD, ma me ne fotto, ha messo con Ad e se Ero Spini, ecco. Vincenzo De Lucia, all'MD non esiste la parola scaduto o fracido, si dice ricco di proteine carute. Beh, sì, è un modo diverso per dire. Riccardo Flaminio, cioè, avevo pensato di fare qualche challenge? No, sinceramente no, però ultimamente ci ho pensato a una mezza cosa l'ho pensata. L'ho pensata una mezza cosa, non so se riuscirò a farla perché non dipende solo da me, però effettivamente sì, una cosa l'ho pensata. Mi sta venendo, mi sta venendo questi cazzi, so che babba mi sta salendo, no? Vabbè, comunque, voglio, sono le 22:31, vari 5 minuti chiudiamo, pure perché mi fa sempre un grande caffè, perché sapete che io poi a un certo punto mangio un caffè, ma anche perché poi a un certo punto ce la faccio a parlare solo io un'ora, diventa anche un po' difficile a livello proprio di sputazza, proprio di saliva, no? Di salivazione in bocca che finisce a un certo punto, quindi ci bevono 4 litri d'acqua, poi mangia un grande caffè e poi mangia pure io un po' le iene Titanic, ci fanno un po' di zapping là e qua. Alessio Enigma, c'era un pezzotto più grosso che hai visto qual è stato? Guarda, sinceramente lo sapete pure voi, forse per motivi anche un po' diciamo romantici, diciamo è stato forse il Super Sandro, forse quello è stato proprio uno dei più grossi pezzotti che io ho mai visto, perché comunque Super Santos è stato sempre un pallone col quale siamo cresciuti, di quante generazioni ancora oggi giocano con Super Santos, quindi poi un giorno così a 32 anni all'improvviso vedere una foto in coppa a Facebook, un link, una foto che Super Sandro, cioè per me è stato scioccante, quindi magari quello è stato il pezzotto più grosso, anche se comunque grandi pezzotti ce ne sono stati, che io ogni tanto pubblico che mi mandano per fortuna, perché solo in già ci sta le scova tutto quanto, e vabbè c'è stato Super Azek, che sarebbe un pezzotto Super Attack, ci sono stati i mitici acchiappi, che erano il pezzotto degli abbracci, cioè ce ne stanno assai, veramente ce ne sono tanti, quindi però forse Super Sandro regna, capeggia su tutti, perché c'ha questo motivo romantico. Comunque Pacos, c'ero, scusami, della Cal, forse la chiamata, e con telefono frascia ti stai mandando una fotografia e si è bloccato e ti ha chiamato poi per i stessi messaggi copiano a buona capita ti danno con telefono in merda. Meglio Oliva, cioè fa prima, ma quando a me fanno un cazzi freddo, come ti imbappiano? Ma effettivamente qua no, io sono in questa stanza, mo sono chiusa, quindi non è che faccia freddo, però un po' così, sta facendo un po' più freddo rispetto a prima, quindi il tempo sta cambiando un po'. Mi dispiace perché a me il freddo mi piace proprio. Domenico Iade Rossa, fa prima la parrucca rossa dei vecchi video, la hai ancora? Sì, ce l'ho ancora, con la parrucca. Non so perché stai pensando oggi, questa parrucca, la pensavo oggi, così. No, la tengo ancora, non la uso perché non c'è ancora modo di usarla, però spero di usarla qualche volta e tutto il resto. Io mo me ne perché sono arrivato veramente sono arrivato a salivazione azzerata e niente, oggi ci aggiorniamo in da settimana, poi in settimana poi esce una cosa, un annuncio per un video, dopo capirete di che si tratta e niente, oggi come capire Titanic, Leonardo DiCaprio che ancora da funnare, cioè proprio giusto 10:30, sta ancora con il capitano, sta ancora fischettuoso, sta parlando con Baffone, quindi ce la facciamo e vi lascio, cioè, la settimana prossima non lo so, però forse la spostiamo a martedì, non lo so perché vediamo un po' il palinsesto televisivo cosa ci offre, ma già si fa le Iene, già un anno per scendere, ma martedì e niente, oggi non mi rimane che salutarvi a tutti, vi ringrazio, voglio bene, buonanotte, per il tuo film, partita a Chiani, tutto quello
Saluto ovviamente a tutti quelli che si vedono la diretta dopo, perché per me sono sacri e quindi la c'è sempre saluto. Niente, cazzo, uno sta scrivendo cinese, non si capisce cazzo sta scrivendo. Voglio bene, vi saluto a tutto quanto, voglio bene, un bacione, facendo troppo, bottone per chiudere, eccolo qua. E che se quando, voglio, buona serata e buon film Titanic che viene e tutto che le cazzo sta dentro. Ciao, voglio.